Dobbiamo assolutamente fermare questo processo perché finalmente nel 2017, dopo tanti anni di attesa, avevamo la possibilità di avere un nuovo contratto che è molto importante sia per i lavoratori che per i cittadini, perché determina non solo le modalità con cui noi lavoriamo, ma anche le modalità con cui riusciamo a derogare i nostri servizi ai cittadini. Finalmente avevamo l'occasione di mettere in pratica tutto ciò che in questi anni è stato sviluppato anche nello smart working, nei modi nuovi di fornire certi servizi ai cittadini e più moderni, e invece siamo ancora ancorati a un contratto, questo che ci stanno proponendo, che è vuoto. Continua la battaglia dei sindacati dopo la firma del contratto decentrato dei dipendenti comunali tra l'amministrazione e la sola CISL. Per questo il 16, 17 e 19 maggio si svolgerà un referendum in cui i lavoratori esprimeranno la loro opinione in merito. Noi ci aspettiamo che il Comune favorisca il voto dei lavoratori, cosa che al momento sta avvenendo solo in parte perché alcune sedi importanti ci vengono negate a partire dalla Carbonifera Mestre o da Cafarsetti e il Comune le nega ai lavoratori e invece le dà all'ordine degli architetti per rinnovare i propri organi. Quindi auspichiamo che Brugnaro apra le porte del Comune alla democrazia e faccia votare i lavoratori. Se la risposta ai lavoratori sarà, come noi pensiamo, così importante, politicamente e sindacalmente le regole vorrebbero che si riconvocasse un tavolo e a quel tavolo noi diremo cosa vogliamo veramente in un contratto decentrato. Ma se anche in questo caso l'amministrazione andasse avanti per la propria strada? Non sarebbe assicurata la democrazia, comunque noi saremo sempre in lotta e faremo tutte le lotte necessarie per addivenire a questo obiettivo che abbiamo.